Open Space Theatre di Agrigento, stasera si apre la mostra Frazione Secca, domani trasferta per uno spettacolo teatrale a Palermo e domenica in sede concerto di Rita Lupo. Sentiamo Ilaria Bordenga. Questa sera avremo la presentazione della mostra La frazione secca, curata da Andrea Amosio, professore dell'Università di Lublino, Polonia. Avremo l'esposizione delle pitture dei giovani artisti di questa università, una tecnica mista grafica attuata anche con ago. La mostra è stata curata dal professore di Lublino, però nell'organizzazione, diciamo qui in Open Space Theatre, è stata attuata sia da me che da Danilo Tanco e ancora da Piero Baiamonte e Renato Volpe. Quindi faremo una presentazione con un video di tutti i giovani artisti e chiaramente anche diciamo, vi offriremo del vino siciliano e della vodka. E altri progetti di Open Space Theatre: domenica avremo una presentazione diciamo un omaggio a Mina con Profumo di Mina e la cantante Rita Lupo, e soprattutto domani una delle produzioni di Open Space Theatre, Canti Cunto e Foco della Sicilia Bella, in versione short, con Graziano Mossuto e Fabio Ueli. Andremo alla Casa della Cooperazione. La Casa della Cooperazione è un bene confiscato alla mafia e diciamo che Canti Cunto e Foco della Sicilia Bella racconta e va contro ogni potere sull'altro. Ecco perché abbiamo deciso, il Comune di Palermo ci ha richiamati appunto per raccontare all'interno della Casa della Cooperazione un tema di questo genere.